Un uomo è stato ucciso a Favara, in via Diaz, poco distante dalla chiesa madre. Si tratta di Emanuele Ferraro, 41 anni, pregiudicato, abitava nella zona. L'uomo implicato è indagato nella faida che si sta consumando sull'asse Liegi-Favara e risultava indagato per il tentato omicidio del favarese Carmelo Nicotra. Ferraro, quando ha capito di essere nel mirino dei killer, ha tentato una fuga disperata, cercando anche riparo dietro un furgone Fiat Fiorino. Ma non c'è stato nulla da fare. Sul luogo del delitto, immediatamente dopo l'omicidio, è stato visto scappare un uomo a bordo di una Lancia Y. Emanuele Ferraro, 41 anni, favarese, è entrato pesantemente nell'inchiesta sulla tragica faida che si sta consumando sull'asse Favara-Liegi con alla base la lotta per il prediomino sul traffico internazionale di stupefacenti, era nell'elenco dei sospettati ed aveva ricevuto avviso di garanzia per il tentato omicidio del compaesano Carmelo Nicotra, ferito a colpi di Kalashnikov lo scorso 23 maggio. La vicenda che coinvolgeva Ferraro in relazione alla lunga scia di sangue sull'asse Favara-Liegi è questa. 6 persone indagate per il reato di tentato omicidio aggravato di Carmelo Nicotra. Si tratta dei favaresi Calogero Antonio Bellavia, 27 e 44 anni, Calogero ed Emanuele Ferraro, 39 e 41 anni, Carmelo Vardaro, 39 anni, indagati per tentato omicidio aggravato e ricettazione. Nel registro degli indagati per il reato di favoreggiamento c'è anche la vittima dell'agguato, Carmelo Nicotra.